grande è la suggestione del deserto iraniano, intersecato dai complessi montagnosi degli Zagros, popolato di greggi, percorso un tempo dalle grandi carovane, oggi sostituite da moderni mezzi di trasporto e collegamento. Ma la suggestione diventa qualcosa di più quando si scoprono villaggi come questo, vecchio di oltre 1000 anni, abbarbicato su di un'altura. Sembra che qui la vita si sia fermata e che a nulla sia valso lo scorrere rapido del tempo. Un'arte semplice e nobile emana da queste mura e da questo fortino, solo, sperduto nell'immensità del deserto pietroso. Ma l'arte, l'autentica arte dell'Iran è qui, in questi grandi monumenti della fede islamica, le moschee. Questa è la cupola della grande moschea dello Shah a Isfahan, una delle più belle del mondo, forse la più grande. Fu costruita dallo Shah Abbas nel 1612 con marmi provenienti da Ardastan, lontana oltre 100 miglia. Un grande cortile è custodito entro le mura della moschea, lungo 146 metri e largo 84. Al centro del cortile, come in tutte le moschee, vi è una vasca per le abluzioni, rito caratteristico della religione musulmana. Bellissimi mosaici adornano l'entrata, le facciate, i portici, nonché i minareti alti 52 metri. La moschea di Yum, ricostruita nel 1057, è un'antica moschea di Isfahan ed è uno dei più noti monumenti storici dell'Iran. Si pensa che l'origine di questa moschea risalga al 700, circa 1300 anni fa. Le decorazioni sono di un gusto particolare e la forma di questa fontana di pietra è tra le più rare e originali. Ma un tesoro d'arte, una meraviglia architettonica è la moschea di Qum, una delle città sante dell'Iran. La moschea ha la cupola d'oro e elegantissimi e snelli sono i minareti sormontati da un piccolo terrazzo finemente lavorato. Le decorazioni in mosaico, anche sui minareti, sono tra le più preziose. Furono utilizzate ceramiche del Kazan, uno dei centri più famosi della Persia per quest'arte. La costruzione nel suo complesso si mostra assai mossa ed estrosa. La moschea di Chahar-Bagh fu costruita sotto la dinastia dei Safaridi, epoca in cui l'arte islamica ebbe grande sviluppo. Questa moschea è circondata da 134 stanze che si affacciano sul giardino interno con altrettante nicchie che danno a tutta la costruzione un aspetto assai originale. Predomina il bianco e l'azzurro, ma non mancano i toni caldi di un giallo oro, uno dei più bei monumenti dell'arte islamica del 1700. E perché non parlare anche d'arte, osservando queste figure d'altri tempi, conservate nel Museo Etnografico di Teheran? Sono figure molto interessanti, adornate dei tradizionali e autentici costumi del secolo scorso. La ricchezza dell'abbigliamento delle donne, i colori degli abiti e molte volte l'espressione viva ma immobile destano sorpresa. Questi sono costumi del Turkestan. Questo cosacco è anch'egli del Turkestan. Mentre questo severo dervish sembra che voglia amministrare ancora giustizia. Questo venditore al bazar contrasta con un pacifico signore. Questo cosacco sembra vivo ma inanimato per magia. Questo soldato del sultano, con la policroma e pittoresca uniforme, non è un po' strano col suo fantasioso copricapo?
Arte autentica di cesello e oreficeria è questo trono del tesoro dello Shah, pezzo importante di una collezione di mobili preziosi tempestati di gemme. Anche questo trono del pavone di valore inestimabile è custodito nel palazzo Golestan a Teheran. Il cuscino è trapunto di perle che si contano a migliaia e la spalliera è composta di oro e di gemme, un insieme che non è esagerato definire favoloso. Il palazzo Kelly Toon, costruito verso la fine del 1600 all'Isfahan, ha l'aspetto di un grande padiglione. Ricco di sculture di carattere primitivo, presenta anche nelle basi delle colonne motivi molto interessanti. Queste splendide pitture, quasi delle miniature, adornano alcune pareti interne. Sono di colori vivaci, scene ben osservate e rese in forma sintetica ed efficace, con predominanza di rossi e di oro. Guardiamo ora un genere di pittura che in Iran è tradizionale, la miniatura. Hossein Behzad può considerarsi il più grande miniaturista oggi esistente e le sue opere sono note in tutto il mondo per la tecnica e per il tratto assolutamente originali. Vediamolo disegnare. La sua mano è ferma e sicura ad oltre 70 anni. Egli lavora secondo un sistema tradizionale, seduto su di un grande cuscino, le gambe incrociate. I suoi personaggi sono personaggi d'altri tempi, quelli delle antiche miniature persiane. La delicatezza del disegno e il gusto nell'accostamento dei colori fanno di questo artista una gloria nazionale. La visione di questi mostri alati ritrovati a Persepoli ci riporta indietro di 2500 anni. Siamo nel Museo archeologico di Teheran. Questa pietra con scrittura cuneiforme, questi piccoli cavalli di bronzo, questa incantevole capretta sono stati anch'essi trovati a Persepoli. Su questa piccola pietra sono incise parole di Dario e questo elegante piatto è lavorato in pietra calcarea. La linea di questi leoni si armonizza con l'arte di questo piatto d'argento, che presenta Dario cacciatore e guerriero. Straordinaria questa piccola coppa di oro e di argento con motivi di carri da guerra. Stupenda questa tazza d'oro cesellato, purissima arte di 2000 anni fa. Quest'altra coppa d'oro non ha eguali nel mondo, è un pezzo rarissimo dell'arte persiana. Non è una meraviglia questo motivo cesellato su di una tazza d'oro? Incantevole è questa testina di pietra blu. È realizzata in maniera perfetta ed è alta poco più di 6 centimetri. È arte di 2500 anni fa. Ma uno dei pezzi più famosi dell'arte persiana è questo soldato. Una figura solenne e vigorosa come si addice soltanto ad un guerriero antico. Anche da Persepoli proviene questo cane di marmo nero e questo stupendo capitello. Il bassorilievo rappresenta Dario I nell'atto di conferire un comando al figlio Serse. È il grande frammento di una parete della sala delle udienze del palazzo di Persepoli, uno degli esempi più nobili di scultura antica. Concludiamo questa rapida sintesi su alcuni aspetti dell'arte iraniana con questo pezzo scoperto soltanto 30 anni or sono nel palazzo centrale della Reggia di Persepoli. Un capolavoro di robusta vitalità e dalle linee ineccepibili. Un'opera che a distanza di 2500 anni testimonia la potenza espressiva dell'arte iraniana.
Thank you.